Al comune di Agrigento procedono sotto traccia i lavori di ricomposizione della giunta comunale. Intervista al sindaco Marco Zambuto, Davide Saglia. La ricomposizione della giunta comunale ormai da tempo ha assunto i contorni della più classica telenovela. Nelle puntate precedenti l'epilogo della storia sembrava vicino, ma gli equilibri altalenanti di Aula Sollano hanno rimesso tutto in discussione. Nonostante le critiche da parte dei gruppi consiglieri all'operato del sindaco, si assiste a velate aperture d'alleanza e allo stesso modo il primo cittadino tiene ancora tutto in ballo, affermando che è disponibile a dialogare con le forze politiche cittadine, ascoltando le proposte e capire così che è disposto a condividere il programma dell'amministrazione, facendo intendere quindi che nulla è ancora deciso. Il rimpasto è legato prima di tutto alle cose che la città vedrà, significano che iniziano i lavori sulle strade, paghiamo i debiti del passato e apriamo una nuova fase nella quale insieme andremo a costruire la nuova città. Quindi non si tratta di fatti di nomine, di sostituzioni, ma si tratta di fatti legati alla vita della città, per cui apriremo un confronto con tutta Agrigento perché insieme si vada a disegnare attraverso i programmi 2013-2020, i programmi comunitari, il futuro, dopo che in questa fase abbiamo lavorato perché questa città saldasse i conti con il passato. Abbiamo lavorato perché questa città finalmente avesse i servizi civili che mancavano. Fino a 5 anni fa questa città mancava l'acqua ogni giorno. Oggi abbiamo un problema significativo da dover affrontare, cioè il rapporto col gestore, e questo è un tema sul quale siamo impegnati e ci impegneremo ancora di più nelle prossime settimane. Ma voglio dire, una città a cui mancava l'acqua, che era piena di debiti, una città che non aveva mai discusso di sistema di depurazione e noi l'abbiamo sbloccato e stiamo accelerando perché si facciano i lavori, era una città che non aveva completamente futuro, anzi era una città che stava affogando. Ciò che pare necessario è l'urgenza di cambiare marcia e il modus operandi per la città. Le priorità sono tante quante sono le polemiche, non ultima quella sull'incasso dell'IMU, già speso senza concordare la cittadinanza, come più volte aveva affermato lo stesso Zambuto. Al momento sembra però che la formazione della nuova giunta sia motiva di stallo programmatico e distrazione per l'amministrazione, che inseguendo i consensi politici rischia di continuare a perdere il consenso dei cittadini.